Un'indagine che i consumatori si attendevano, visti i continui rincari di carburante anche dopo gli sconti annunciati dal governo, e a Vicenza la Guardia di Finanza ha proceduto ad una serie di controlli ai distributori, una quarantina in tutta la provincia, particolarmente nell'Alto Vicentino, fino all'altopiano di Asiago. Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle hanno così cercato di verificare eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi di generi alimentari e carburanti, e sono stati controllati numerosi supermercati e una quarantina di distributori stradali di carburante. In 6 casi sono state riscontrate irregolarità nella vendita di carburante e multati i rispettivi gestori complessivamente per diverse migliaia di euro di sanzione. In questo particolare e delicato momento, che risente della congiuntura economica ulteriormente condizionata dalla crisi russo-ucraina, il settore è al centro dell'attenzione dei finanzieri, che intendono così contrastare e scoraggiare eventuali manovre speculative. Intensificata di conseguenza l'attività di controllo sui prezzi dei carburanti e degli altri generi di consumo, con verifiche sugli obblighi di esposizione dei prezzi e comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Anche le segnalazioni che arrivano dai cittadini al 117 hanno un peso nel far scattare i controlli. In questo caso i distributori sanzionati si trovano a Vicenza, Due Ville e ad Asiago, che non si erano adeguati in tempo agli sconti derivanti dalle misure di contenimento dei prezzi adottate dal governo. Le Fiamme Gialle ricordano che le frodi alle accise arrecano gravi danni alle entrate dello Stato, ma soprattutto sensibili effetti distorsivi delle regole di libera concorrenza a danno della stragrande maggioranza degli operatori economici onesti. I controlli a campione proseguiranno anche nelle prossime settimane e riguarderanno anche il regolare finanziamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e il rispetto della normativa in tema di trasparenza dei prezzi al consumatore.